Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, benvenuti a questa seconda edizione di venerdì 1 gennaio 2021. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 964 nuovi contagi su 8.648 tamponi, di cui 1.577 test rapidi antigenici. I decessi sono 24, a cui si aggiungono 3 morti pregresse afferenti al periodo che va dal 29 novembre al 15 dicembre 2020. I ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 63, mentre quelli in altri sono 647. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano a 52.764, i decessi a 1.699. I totalmente guariti sono 36.376, quelli clinicamente guariti 944, le persone in isolamento 11.043. Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 63 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultano contagiati all'interno delle stesse strutture, in totale 16. Sul fronte del sistema sanitario regionale, da registrare nell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale le positività al Covid di 7 infermieri, 2 medici, 9 OSS, un amministrativo. Nell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un tecnico, nell'azienda sanitaria friulana occidentale di un tecnico, 6 infermieri, 2 medici e un OSS. Da rilevare inoltre i casi di un medico e un biologo al CRO di Aviano. Infine la positività al virus di 3 persone rientrate dall'estero, in particolare dalle Tenerife. Un incendio poco prima delle 14 in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via San Rocco a Udine. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sprigionate all'interno di un soggiorno. Un uomo di 65 anni che era solo in casa è rimasto lievemente intossicato ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine. Le sue condizioni non sono gravi. Ingenti i danni dell'appartamento, dichiarato inagibile. Danneggiati dal fumo anche il vano scale della palazzina e il soggiorno dell'appartamento al quarto piano. Sul posto, coordinate dal vicecomandante Sergio Benedetti, sono intervenute 3 squadre dei Vigili del Fuoco del vicino comando provinciale di via Popone. Ciao Omar, sono la spettatrice di Friuli TV.net. Volevo farti gli auguri, mi sei rimasto molto simpatico, di buon anno, che non sia come quello dell'anno scorso. E a te e tua mamma spero di vederti presto e approfitto l'occasione di poter mandare gli auguri anche in Canada e paesi oltreoceano. Ciao! Si è concluso in bellezza l'anno agonistico per l'Associazione Italiana Cantanti e Musicisti Golfisti, presieduta dal cantante Mal Paul Bradley Carling, che nel 2020 alla promozione musicale ha voluto affiancare la valorizzazione dei prodotti genuini della terra in ottica salutistica e ambientale. Questo grazie alla sponsorizzazione del torneo Golf Challenge 2020 da parte del Cerchio dei Sapori, punto vendita della cooperativa di Vigonovo di Fontana Fredda, dove Marco Marano propone prodotti alimentari ad alto valore biologico e biologici certificati, provenienti soprattutto dalla Sicilia. Mal, con i suoi 235 punti, è salito sul principale gradino del podio del Golf Challenge 2020, il Cerchio dei Sapori, che ha visto la partecipazione di oltre 1 migliaio di golfisti nelle 9 gare che si sono disputate nei golf club di Modena, Grado, Villa Codulmer di Mogliano Veneto, San Stefano di Reggio Emilia, Caorle, Croara, Montebelluna e Cansiglio e Asolo, il tutto con il supporto di diversi sponsor. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa del 1 gennaio 2020, grazie come sempre per la visione all'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.